Ponzano Veneto, 3 marzo 2010. Siamo alla vigilia della partenza di 2 nostri compaesani per un'avventura che ha dello strepitoso. Siamo qui in un locale di Leopoldo Massolin e rivolgo subito a Leo la presentazione di questa bellissima esperienza. Buonasera a tutti, è un piacere che annuncio questa avventura, questa esperienza dei 2 nostri atleti. Premetto che il nostro è un polo sportivo che si occupa di più attività, tra queste anche la maratona e l'atletica. Questi due atleti hanno deciso di avventurarsi in questa speciale, diciamo, avventura da 100 km del deserto. Giorgio Gottardo e Stefano Zanatta, Stefano Adinolfi, perché abbiamo un Zanatta anche maratoneta che scusa sempre in mente, e così un giorno parlando dicevano che avevano piacere di questa avventura e abbiamo cercato di supportarli in qualche maniera come polo. Io appoggio l'idea perché quando sono persone che vogliono impegnarsi in situazioni così particolari non posso fare che a meno che adoperarmi e impegnarmi per far sì che questi sogni si realizzano. E ho sempre un ringraziamento da fare, che sono questi signori, come si può vedere nella maglietta. Sì, ma io li chiamo signori perché nello sport chi investe è un signore, e perciò la parola sponsor, grazie, ma viene dopo. E tengo sempre comunque soprattutto a questi colori qua, dei quali vado fiero. Lascio la parola ai 2 alfieri, che sono quelli che faranno la fatica maggiore. La mia finisce qua e non vedo l'ora che partano, che tornino, che mi vengano a raccontare o che vi vengano a raccontare questa meravigliosa esperienza. E grazie. Grazie. Dunque, questa esperienza è nata così tra amici, correndo naturalmente, facendo una corsa sul Montello, con Giorgio. Abbiamo detto perché non provare questa esperienza, diciamo, nuova. E allora così un giorno proviamo questa esperienza bellissima. Praticamente ho avuto questo DVD, l'abbiamo visto, abbiamo sfruttato un po' il percorso, l'abbiamo studiato così, però diciamo che parlo io di me stesso, un'esperienza così la voglio provare là, andare là come obiettivo sarebbe la cosa migliore, è arrivare, l'importante è arrivare. A me non mi interessa arrivare primo, perché è impossibile, soprattutto non arrivare l'ultimo, però diciamo il mio obiettivo ce l'ho, voglio vedere se ci arrivo, naturalmente anche a dare una soddisfazione al nostro Presidente che ci ha dato veramente una mano non grande, diciamo di più. E niente, questo è il mio obiettivo. Giorgio, non so. Io sono Giorgio Gottardo, io faccio parte da tanti anni ormai della Play Life, sono ormai con questa maratona nel deserto perché praticamente la gara si svolge in 4 giornate, 23, 18, 42 chilometri e 23 l'ultimo giorno, per cui c'è una maratona il terzo giorno di 42 chilometri e sarà la mia 18ª maratona in carriera dal 2000 al 2010 quest'anno. Come diceva Stefano, abbiamo ideato questa avventura tra una corsa, un bicchiere di vino e una sorpresa lanciata così per caso, e che dire, un'avventura di questo tipo qua, il rapporto col deserto, col silenzio, forse anche trovare se stessi, vedremo cosa nasce. Sappiamo benissimo che non è da poco questa corsa, perché sono 100 km con temperature assai diverse dal giorno alla notte, 38 gradi, 40 di giorno e andiamo verso i 3-4 gradi la notte. Si dorme nel deserto, per terra, quindi sacchi a pelo, per cui penso che l'esperienza sia un'esperienza che segnerà la nostra vita, speriamo nel bene, non nel male. Grazie ai sponsor, ringrazio Leo che ci ha aiutati e con questi signori, come li chiama lui, sponsor per questa avventura che diciamo anche il suo costo. E
in bocca al lupo ce lo facciamo da soli. Sarete i paladini di Ponzano praticamente. Esatto, penso che una corsa del genere a Ponzano non ci sia andato ancora, diciamo i primi che penso di Ponzano che vadano a fare una corsa di questo tipo qua. E anche un po' oltre Ponzano, credo. Perché è la prima volta che sento una proposta di questo tipo e di grande orgoglio. Infatti questa maratona qua sono 150 iscritti e naturalmente mi pare sono 70-80 italiani, però veneti penso che siamo solo io e Giorgio. Grande allora. Sì, penso che è una cosa... Comunque sempre in rappresentanza del tricolore. Il tricolore ce l'abbiamo messo sulle mani, Noi nessun campanilismo, cuore aperto a tutta l'Italia soprattutto. Esatto. Grazie. Esatto. E Forza Italia. Adesso non sto a esagerare, Forza Italia. Che sei rimasto? In the day we sweated out on the streets of a runaway American dream. At night we